Buon pomeriggio e buon ascolto dello spazio più in collaborazione col SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, quel sindacato che fa l'interesse di donne e uomini in divisa e appunto in servizio, lavorano nelle nostre patrie galere. Assieme a me ci sta il segretario generale aggiunto del SINAP, Antonio Fellone. Buongiorno Antonio, benvenuto fra noi. Antonio? Antonio non ci sta. Ecco, ci sono, Ci sono. buongiorno. Mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. A Ok. momenti ci dovrebbe raggiungere anche l'altro co-conduttore. Noi siamo tre co-conduttori storici, siamo sempre qua ogni venerdì a illustrarvi quello che succede appunto nel mondo, nel pianeta della giustizia, in particolar modo delle prigioni italiane. Antonio, quali sono le tue Sì. novità? Che ti succede in questi giorni? Allora, intanto buongiorno a te Mimmo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, grazie sempre a Natalia, alla regia che è preziosissima, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che ormai da 8 anni dedica al mondo carcere. Mo' E alla siamo polizia entrati nel penitenziaria. 9° anno, Antò. Questo ormai è il nono, quel bello. No, speriamo di arrivare al 10° così festeggiamo, facciamo una festa, Mimmo. E perché solo fino al 10°? Perché? Dopo che No, vai in ho detto speriamo pensione? di arrivare al 10° così facciamo una bella festa, poi è Sì. ovvio, dobbiamo andare sempre oltre, ci mancherebbe altro. No, Ah, Mimmo, allora è stata una settimana abbastanza combattuta, come al solito si corre. Ci tenevo a condividere con voi, comunque, siccome che facciamo questa trasmissione, quindi noi del SINAP con Radio Libertà da, come dicevamo prima, da 8 anni, più di 8 anni, ci tenevo a condividere con chi ci ascolta, che tanti sono colleghi, ma anche con i non colleghi, con te, con il nostro Federico, un dato che onestamente a me fa solo che piacere, ma come dovrebbe far piacere un po' a tutti, perché comunque io credo che la serietà, la professionalità alla fine poi premiano. Ci sono stati forniti i dati relativi all'anno in corso sui dati sindacali di rappresentatività. Può sembrare una banalità, ma la nostra organizzazione, ripeto, ma lo dico con orgoglio perché quando cresci semplicemente perché ci metti l'anima, no? Abbiamo rafforzato in maniera esagerata la seconda posizione, abbiamo comunque avuto un incremento di 1,5 punti rispetto agli anni precedenti ed è tanta roba, quindi io volevo ringraziare a tutti i colleghi che danno fiducia alla nostra organizzazione, posso dire che a questo punto sono veramente tantissimi. Adesso noi abbiamo come obiettivo di raggiungere quanto prima il primo posto, però è un orgoglio ed è un piacere che ho voluto condividere con te Mimmo, con Federico, con tutta la radio, perché comunque quando si cresce, ripeto, è sinonimo di serietà e di professionalità impegno e di e di impegno. impegno, quindi a noi di tutto ci possono accusare tranne che non ci mettiamo impegno, sacrificio, passione, serietà e professionalità. Questo riguarda me, te, Federico Che e tutti abbiamo con coloro. noi perché ci ha raggiunto anche lui in questo preciso Assolutamente. momento. Così Federico. ascolta in diretta i complimenti che vi state facendo, che state No, facendo a voi ma io stessi. credo che tutti dobbiamo essere orgogliosi perché, ripeto, quando arrivi a certi risultati ci arrivi semplicemente perché ci metti passione, orgoglio, serietà e professionalità. Va condiviso con te, con Federico. Federico sappiamo essere rappresentante della nostra organizzazione ormai da un po', ma con tutti coloro che comunque intervengono durante le nostre trasmissioni, sai che sono tanti, tutti i rappresentanti di tutto il territorio nazionale. Quindi ci tenevo a fare questo passaggio perché, ripeto, la crescita è sinonimo di serietà e quindi sono veramente orgoglioso. Tutto qui. Federico, buongiorno. Buonasera a tutti. Sì, assolutamente. È una bella notizia, ma Antonio si è dimenticato di dire che buona parte di quella crescita è merito di questa trasmissione, di questa radio. Quindi noi vogliamo ringraziare Radio Libertà e tutte le persone che rendono possibili questa trasmissione, compresa la nostra regista Natalia. Così importanti siamo. Dopo. Io l'ho detto all'inizio questo, ti sei collegato dopo. Sì, vabbè, lo volevo rimarcare, perché non lo posso. Allora va bene, che lo rimarchi a me fa solo che piacere. Quindi una bella notizia, poi per me è soddisfazione quando vedi che comunque dai tantissimi
dai tantissimo e ricevi in cambio tanto, e poi soprattutto i confederali sempre più giù, quindi vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ma perché avete i confederali pure voi? Io pensavo che la CGIL, la UIL e la CIS fosse solo roba da metalmeccanici. La CGIL non c'è più da noi. La CGIL non c'è più da un pezzo, non è più rappresentativa, quindi non fa parte dei sindacati rappresentativi del corpo di polizia penitenziaria. Però c'è al quinto posto, no, perdonami, al quarto posto la UIL e al sesto la CISL. Ma sono dietro di tanto rispetto a noi, quindi questo mi riempie d'orgoglio, perché hanno molti più soldi, molte più possibilità, hanno a disposizione cose che non abbiamo noi, però noi riusciamo comunque ad andare avanti mettendoci dentro tanta passione, sacrifici e soprattutto serietà e professionalità, quindi riesce a combaciare, no? Sì, rispetto alle disponibilità che hanno loro. Loro hanno molte più disponibilità di noi, e parlo ovviamente sul lato economico, cose che noi non abbiamo, e poi comunque sono confederali, hanno degli appoggi magari forti politicamente, però nonostante ciò noi corriamo come una lepre e ce le abbiamo dietro, e per noi questo ci riempie d'orgoglio, perché vuol dire che lavoriamo bene tutti, e come dicevo prima e ha ribadito Federico, questo è grazie anche al grande lavoro che facciamo noi da ormai quasi 9 anni in questa radio, perché cerchiamo comunque di trasmettere sempre serietà, diciamo sempre le cose come stanno, non ci giriamo attorno, in tutta libertà, ecco perché diciamo Radio Libertà. Questo risultato è un punto di partenza, non deve essere un punto d'arrivo, anche perché davanti comunque ci sono quelli che stanno là davanti da 30 anni, e sarebbe anche ora di mescolare un po' le carte, insomma, quindi io mi auguro che il SINAP abbia ancora la freccia del sorpasso e non la freccia che rientra in corsia. È ovvio che deve essere, ed è sicuramente un punto di partenza, perché ognuno di noi ha un obiettivo, e l'obiettivo, a me non piace partecipare, a me piace vincere, quindi di conseguenza l'obiettivo è sempre il primo posto. Devi lavorare, dobbiamo lavorare tutti affinché magari questa cosa possa essere possibile tra qualche tempo. E io sono molto fiducioso su questo, perché quando tu dai ai colleghi, poi i colleghi ricambiano. Le chiacchiere se le porta il vento, perché puoi andare avanti un anno e dire ok, quest'anno è andata bene, ma dopo l'anno prossimo cadi se non sei continuo e se soprattutto non dai al collega l'impressione di essere una persona seria, disponibile e pronta al sacrificio pur di tutelare loro e di stare al loro fianco. Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, nonché Federico lo Sparacazzate, che anche lui ha una carica all'interno del SINAP. Vi posso fare una domanda? Quando si ha notizia di queste notizie come quella che vi sto andando a leggere oggi, scusatemi la ripetizione, quando si ha notizia si dà notizia, ecco, spegne una sigaretta in faccia all'agente di custodia, 9 aggressioni in carcere, 2 gli episodi di violenza, a farne le spese 3 operatori, la denuncia del sindacato, ancora tensione all'interno del carcere di Vicenza. Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio si sono verificate una serie di aggressioni ai danni degli agenti di polizia penitenziaria. Il primo episodio risale al martedì 24. Durante l'operazione di controllo un detenuto di origine magrebine avrebbe aggredito 2 agenti. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Per uno è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni, per l'altro di 7. Il giorno successivo, mercoledì 25, si è verificata una nuova aggressione. Un detenuto descritto come di difficile adattamento si sarebbe rifiutato di rientrare nella propria cella. Nel tentativo, perdonatemi ma mi sta venendo da ridere, perché descritto come di difficile adattamento e si sarebbe rifiutato di rientrare nella propria cella, a me un po' mi fa ridere. Insomma, nel tentativo di portarlo alla calma, un agente è stato colpito con un pugno al corpo e secondo quanto riferito l'uomo, il detenuto, gli avrebbe anche spento una sigaretta sul volto. L'operatore è stato accompagnato al pronto soccorso e dimesso con prognosi di 3 giorni. Ecco, a voi che entrambi siete impegnati nel sindacato e poi nella lotta, Federico in particolar modo nella lotta quotidiana con i soggetti che appunto sono custoditi nelle patrie galere italiane, ma
cosa gli potete offrire come soluzione a questi problemi che sono quotidiani? Perché appunto io questo scritto l'ho tirato giù dalla rete, insomma, l'ha scritto un'altra organizzazione sindacale, no? A volte, poi oggi ho letto diversi quotidiani, ho letto notizie varie un po' dappertutto. Ecco, voi cosa potete rispondere ai vostri colleghi su questi continui episodi che continuano comunque ad avvenire, soprattutto quando appunto viviamo in un paese in cui, se il governo è di una certa maggioranza, qualsiasi cosa fa, l'opposizione piglia e lo contrasta, anche su cose che invece dovrebbero essere pacifiche per tutti. Cioè, cosa potete, vivendo in una situazione del genere, appunto, cosa gli potete dire? Chi è che comincia? Antonio o Federico? No, vai Fede, poi vado io. Mimmo, prima di tutto una risposta c'è, è quella di andare a votare al referendum. Siamo una cavolata, ma abbiamo una magistratura che ha il dente avvelenato con chi porta la divisa. Mi dispiace dirlo, ma così è. Stiamo vedendo addirittura l'opinione pubblica per quello che è successo a Rogoredo. In questo caso parliamo di un uomo della Polizia di Stato, l'assistente capo Cinturino, che è un'altra storia e un'altra vita rispetto a quello che fa la Polizia Penitenziaria. Io ci tengo sempre a rimarcarlo, un lavoro totalmente diverso. Tuttavia, insomma, se la magistratura avesse fatto il suo lavoro e quel signore fosse stato in carcere invece che libero di spacciare tranquillamente da anni, come invece è la norma in Italia, insomma, questo si sarebbe potuto evitare, quindi non c'è sicurezza senza giustizia. Quindi donne e uomini all'ascolto, anche quelli che c'è del culo pesante, perdonate il francesismo, avete la possibilità di cambiare, perché sappiate che purtroppo abbiamo una giustizia molto politicizzata a causa di un sistema che è unico nel mondo occidentale libero, che prevede un'unica carriera unificata tra pubblici ministeri e giudici che sono colleghi, hanno il medesimo sindacato, e quando qualcuno di loro sbaglia viene giudicato da un suo collega. Io questo non finirò mai di ripeterlo. Quando qualcuno in divisa sbaglia o fa la benché minima azione di troppo, si ritrova immediatamente insomma con sotto una pioggia di critiche, a volte in carcere. Ho conosciuto un collega a San Vittore che perché un detenuto ha detto che l'aveva picchiato, era in ferie a casa sua, è stato preso e portato in carcere, ok? Poi alla fine è stato scagionato di tutto, però intanto una settimana in carcere questo collega qua se l'è fatta. Questa è la giustizia in Italia, e quindi c'è il terrore di intervenire anche per le più semplici e banali situazioni all'interno delle carceri. Sappiatelo questo, perché per la minima cosa si apre immediatamente un fascicolo presso la Procura della Repubblica, e perché poi sono tutti colleghi che fa il GIP non firma sotto. Questa è la storia, ma ragazzi, lo sentiamo sempre, non riusciamo a espellere le persone pericolose, unico caso del mondo occidentale, persino i paesi a guida socialista come la Spagna e la Danimarca, se uno si comporta male o è delinquente viene preso, sconta la sua pena e poi va a casa sua. In Italia questo non è possibile perché la magistratura lo blocca. No, poverino, addirittura risarciamo anche l'algerino pluripregiudicato da 30 anni che fa quello che vuole, e gli diamo anche 700 euro di risarcimento. Insomma, di risarcimento perché è stato espulso, poverino. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto? C'è qualcuno che ancora ha dubbi se andare a votare o no, se votare sì o no? Ma poi basta vedere chi è che dice che bisogna votare no? Conte e Landini, ma vedete la serietà di queste persone che vanno in giro a dire questo? O Gratteri che dice che chi va a votare sì, cioè chi vuole una giustizia normale è un mafioso o un massone o cose del genere. Poi no, ma le mie parole sono state mal interpretate. L'italiano è quello, evidentemente, capito? Abbiamo questa categoria, questa casta, questa corporazione che fa il bello e il cattivo tempo. E cosa fa? Va a legare, va a dannare la vita delle persone normali che vanno a lavorare, perché uno può essere un tabaccaio, un gioielliere, oppure può avere una divisa, reagire e si ritrova con le manette al polso o in carcere o a perdere il lavoro, l'attività. Questa è l'Italia. Quindi la prima cosa è questa. La seconda cosa è chiedere al Ministero la formazione, formare le persone. Io dopo 14 anni e mezzo finalmente ho fatto un corso di difesa personale ieri. È stata una cosa meravigliosa, ecco. E si impara, anche se solo una giornata, si imparano un sacco di cose. Sarebbe bello che il Ministero della Giustizia, il Dipartimento,
si impegnasse a formare i suoi dipendenti sempre, perché insomma la formazione è importante in tutti i lavori, in tutti i servizi in questo caso, e va costantemente garantita. Terza cosa è garantire l'invio di personale, in questo caso a Vicenza, che è stato ingrandito, un carcere che prima era piccolo, nemmeno a farla apposta, io ci sono nato a Vicenza, la conosco come realtà, ecco, è passato da 120 detenuti a 400 e passa, perché è stato aperto un padiglione nuovo. Ecco, da quello che so il personale non è mai stato adeguato a pieno e insomma si risente. C'è anche l'alta sorveglianza, Federico, sbaglio? Sì, c'è l'alta sicurezza. C'è l'alta sicurezza. Che sono i gregari della mafia. Ma non è quello il fatto, devi garantire, insomma, se ingrandisci un carcere devi garantire il personale adeguato a quel carcere. Poi il Veneto è una situazione molto particolare, ci sono i due carceri di Venezia, in particolare la Giudecca, che portano una marea di problemi, un dispendio di risorse e personale abnorme, e qua un'amministrazione purtroppo che è incapace della gestione delle carceri. Voglio ricordare che fino alla sentenza Torreggiani a Roma non sapevano nemmeno quante strutture c'erano, è stato fatto il censimento dopo. Vogliamo spiegare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che cos'è la sentenza Torreggiani, perché mica tutti sono... Prima la sentenza Sulejmanovic, in seguito quella Torreggiani, erano detenuti che denunciavano uno scarso spazio nelle celle, cioè un sovraffollamento, e fino a quel giorno l'amministrazione non sapeva con certezza quanti istituti aveva non dico di proprietà, però in tutta Italia. Purtroppo è vero, mi dispiace, ma andate a vedere la stampa, è tutto riportato. L'amministrazione poi fu costretta a fare un censimento delle sue strutture, a capire quanti posti c'erano, quali erano le superfici, insomma un lavoro di censimento delle sue strutture. Ecco, e quindi Vicenza si ritrova a essere molto sovraffollata, perché Padova e Venezia scaricano su Vicenza. Se vi fosse l'adeguamento, la costruzione di carceri, tra i quali il famoso carcere di San Vito al Tagliamento, che da 15-20 anni che se ne parla, è mai stato fatto, insomma, va fatta un'opera di costruzione. Questo può e deve chiedere il sindacato alla politica e all'amministrazione penitenziaria. Comunque parliamo dalla base, personale e formazione, e poi partiamo da noi popolo, noi lavoratori. Andate a votare, votate sì. Antonio, ci sei? Sì, Mimmo, ci sono ascoltato con attenzione quello che diceva Federico, ovviamente non posso non condividere. Federico ha parlato di Vicenza, non è che accanto a Mombello poi si stia meglio, che a Brescia, non è che poi... È una questione, io credo che il problema ad oggi ci sia in tutti gli istituti, perché quando noi abbiamo a che fare con persone comunque con delinquenti, e come ho detto sempre io, ci sono delinquenti e delinquenti. Cioè il delinquente che sa che sta in galera, che comunque a prescindere cerca di rispettare le regole dell'istituto, rispetta lo Stato e quindi di conseguenza la polizia penitenziaria, e poi ci sono quelli che non gliene frega proprio nulla di rispettare le regole, non avvezzo assolutamente al rispetto delle regole, ma per la stragrande maggioranza poi sono sempre i soliti, quindi parliamo di detenuti con problemi psichiatrici, che la maggior parte ai noi sono detenuti stranieri. Purtroppo il problema è da tutte le parti, perché il numero è veramente alto. Poi, come abbiamo già detto altre volte, l'abbiamo denunciato altre volte in passato, uno dei problemi principali, diciamo, è stata la chiusura degli OPG, perché prima queste persone che assolutamente possono stare in carcere erano recluse lì con una massiccia presenza di personale sanitario, poi magari una volta riprese rientravano negli istituti. Oggi non è così, oggi li tiri là, Federico conosce bene la materia, perché parliamo di detenuti a reclusi, reparti articoli 32, quindi gente fuori, veramente fuori di testa, che hai voglia di spiegargli le cose, non ti capiscono e cosa fanno? Ti aggrediscono fisicamente, verbalmente. Il rischio è concreto ed è quotidiano per gli operatori che comunque lavorano in prima linea e soprattutto che lavorano in questi tipo di reparti. L'intervento sarebbe uno, quello di riaprire gli OPG. Questo dobbiamo sempre ringraziare all'ex sindaco di Roma Marino, che ebbe questa graziosa idea di chiuderli e sostituirli con le REMS che allo stato attuale sono pochissime, piccole,
alcune di esse addirittura chiuse. Quindi sei costretto a gestire negli istituti penitenziari, dove dovresti gestire sì delinquenti, ma gente sana di mente, con persone che comunque tutto sono tranne che sane di mente, perché ripeto, ad ogni no, perché tu non è che puoi concedere tutto, c'è una norma che devi rispettare anche tu, agente di polizia penitenziaria, non è che puoi far fare di tutto al detenuto, ci sono dei regolamenti, si devono attenere a questi regolamenti, quindi finché tu ti confronti con un detenuto sano di mente, gli spieghi che non è fattibile, che non può essere autorizzato e la storia finisce lì. Ma quando poi ti ritrovi ad avere a che fare con questi personaggi che vediamo spesso anche in strada, signori, in strada basta guardare i TG, come ho detto altre volte, quanti di questi li vedi che si arrampicano sulle macchine, che aggrediscono le persone, i passanti, quell'altro pazzo che adesso è recluso a Bergamo, che dice la testa gli veniva di prendersi il bambino e scappare, che ha cercato di rapire il bambino alla mamma. E di questi personaggi qua noi ci ritroviamo in carcere, ma uno che fa un gesto del genere può essere una persona normale? Non lo è, sicuramente. E quando viene in carcere, secondo voi l'atteggiamento di questa persona potrà mai cambiare? No, perché è uno che è fuori di testa. E si può mai spaventare o rispettare una persona che ha di fronte in divisa, che sia poliziotto penitenziario, che sia altra forza di polizia? No, perché è fuori di testa. Quindi questi personaggi andrebbero tolti dagli istituti penitenziari e messi in istituti con una massiccia presenza, appositi, con una massiccia presenza di personale sanitario, perché questi non è che devono scontare una pena o una cosa, questi vanno curati. E certamente poi ovvio che a pagare dazio in tutta questa storia è quel povero Cristo che quel giorno si trova a fare servizio in quel reparto ed è costretto ad avere a che fare con uno di questi personaggi e tu sei lì, cioè lì se gli dici di no ti puoi aspettare di tutto da queste persone, ma a prescindere dal diniego o meno di una richiesta, queste sono persone che così all'improvviso partono e iniziano a spaccare tutto per futili motivi quando va bene, perché spesso anche senza motivo, perché è gente fuori di testa. E quindi non c'è una regola che tu possa attuare, dici perfetto, dai, andiamo in questa situazione, magari riusciamo a gestirli. No, è impossibile gestirli. Quindi, ripeto, la soluzione sarebbe quella di riaprire gli OPG, ma non lo puoi fare. Ma studiare magari una detenzione diversa per questi personaggi, e ripeto che vede una massiccia presenza di personale sanitario, perché comunque loro li possono gestire, non certamente chi è formato per garantire l'ordine e la sicurezza, però certamente non è formato per gestire malattie psichiatriche o magari dare farmaci o altro. Quindi è su questo che bisogna fare un ragionamento e su questo comunque bisognerebbe trovare delle soluzioni. A chi lo diciamo, Antonio Ferrone, a chi lo diciamo noi appunto? No, ma noi questo lo abbiamo rappresentato, io in materia ho fatto anche una relazione. Il problema sta che in questo caso non è solo il Ministero della Giustizia che può decidere, perché tu mi insegni che una volta c'era la sanità penitenziaria gestita dal Ministero, quindi gestita dai vari istituti, e tu certi discorsi li potevi fare. Oggi non c'è più la sanità di gestione della penitenziaria, ma c'è proprio la sanità gestita poi dalle regioni che lavorano negli istituti penitenziari. Quindi la competenza non è più dell'autorità dirigente del posto o dell'amministrazione penitenziaria. La competenza ovviamente passa alle regioni sulla gestione dei sanitari e ovviamente al Ministero della Salute. Quindi su questo c'è il problema, perché le risorse le dovrebbe mettere a disposizione un altro ministero rispetto all'intervento che va fatto sul Ministero della Giustizia, e qui parliamo degli istituti penitenziari. Quindi bisognerebbe mettere al tavolo varie figure, però tu sai bene che poi la sanità è regionale, e quindi magari ti trovi regioni disponibili a un progetto del genere, regioni che assolutamente non vogliono, magari non hanno fondi per investire su questo progetto, perché per me è l'unico, se non quello della reimmigrazione, ma magari, però anche in questo caso c'è già una norma che permette di espellere e far rientrare queste persone al proprio paese. Anche qui però c'è l'intervento della magistratura,
perché se tu espelli una persona oggi, uno, ci vuole il nulla osta di questa persona, cioè nel senso l'assenso, e due, ci vuole l'assenso della magistratura, e spesso è capitato che questa persona non dà la disponibilità, fa ricorso e la magistratura boccia l'espulsione e quindi può stare in Italia. Su questo una soluzione già c'è, c'è un emendamento della Lega voluto dal sottosegretario Ostellari e dal sottosegretario Molteni che accelera proprio questa pratica, quindi se dovesse passare, e io mi auguro di sì, velocizza le espulsioni, non ci vuole più il consenso né del detenuto e quindi di conseguenza neanche l'intervento della magistratura. Va direttamente, i detenuti con una pena credo sotto i 2 o 3 anni, adesso non ricordo, vanno direttamente espulsi, quindi riportati al loro paese, senza accordi bilaterali o altro. Su questo ci stanno lavorando, ripeto, è stato presentato un emendamento, io spero che al più presto possibile si arrivi comunque alla conclusione di quest'iter, che comunque diventi norma ed è l'unico modo per velocizzare le espulsioni. Quindi questa potrebbe essere una soluzione, perché come Federico ben sa, ma lo sappiamo tutti, che la stragrande maggioranza dei problemi all'interno degli istituti penitenziari è causata proprio da detenuti provenienti da altri paesi, soprattutto dal Maghreb, quelli sono i peggiori in assoluto, perché veramente non sono assolutamente avvezzi al rispetto delle regole. Poi, perché noi già abbiamo i problemi dei detenuti italiani, perché anche tra gli italiani c'è chi è fuori di testa o chi non gliene frega nulla, ma il numero è veramente esiguo rispetto al numero di detenuti stranieri che creano casini e sono loro la maggior parte i protagonisti della maggior parte degli eventi critici che avvengono negli istituti di pena. Federico, correggimi se sbaglio, purtroppo è così, perché col detenuto italiano la stragrande maggioranza di essi riescono a ragionare, ripeto, c'è anche quello un attimo che è, però riesci comunque a gestirlo, poi ripeto, il numero è veramente basso, ma il problema noi ce l'abbiamo da quest'altra parte, e quindi snellire le espulsioni, anche questo potrebbe essere veramente un qualcosa di estremamente positivo, uno per alleggerire gli istituti di pena, perché voglio ricordare che la presenza di detenuti stranieri nei nostri istituti va oltre credo, se non ricordo male, il 35-40%, mo non ho il dato davanti per ricordarmi, ma l'avevamo detto di recente, e sono veramente tanti. Quindi se si riesce a portare a casa questo obiettivo significherebbe veramente snellire in maniera massiccia gli istituti di pena, di conseguenza abbassare di percentuale una percentuale veramente altissima gli eventi critici, perché come dico da tempo e lo dico anche oggi, la stragrande maggioranza di essi vede come protagonisti dei detenuti stranieri. Antonio, siamo arrivati alle 15:30, abbiamo lo stacco pubblicitario, restate con noi su Radio Libertà. Pubblicità. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, è sempre lo spazio più in collaborazione col SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, che sta per diventare, udite, udite, il primo sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria. Manca poco e ci arriviamo. Io volevo fare una domanda anche a Federico, perché Antonio ci ha spiegato bene tutta la questione appunto su i detenuti che in galera sono parecchio ostici, sulle problematiche che ci sono per trasferire chi potrebbe essere rimandato al suo paese. Tu come la pensi, Federico? Tu che sei che ragioni più di panza. No, sacrosanto, per carità. Poi ci auguriamo che la Corte Costituzionale, che in parte viene nominata dalla magistratura, non cassi l'eventuale emendamento approvato, sempre che Forza Italia sia d'accordo. Chiudo la parentesi polemica, perché così funziona, almeno a livello politico. Tu praticamente stai rinvitando la gente ad andare a votare il 22 e il 23 marzo, giusto, al referendum? No, anche sto invitando anche i signori di Forza Italia, per una volta, oltre che a pensare alla famiglia Berlusconi, di pensare anche a chi indossa la divisa, a chi difende il paese, insomma, perché spesso e volentieri la Lega presenta gli emendamenti, poi Forza Italia, la gente lo sa questo, noi lo ricordiamo. Noi lo ricordiamo, no? Chi lavora, chi fa le cose. Ha fatto bene Antonio a ricordare che esiste questa insomma, proposta normativa, e vedremo, insomma. Tuttavia anche quello è importante, andare a votare sì, perché dovete sapere che la Corte Costituzionale, che è il tribunale che vaglia la costituzionalità delle leggi, per un terzo viene nominato dalle magistrature, quindi andare a votare sì, garantire una magistratura davvero indipendente, non corporizzata e politicizzata come c'è oggi, vuol dire avere una Corte Costituzionale più indipendente, più serena nel giudizio. Ecco, questo va ricordato. Anche là andrebbe fatta una riforma anche su quello, però una cosa, piano piano, un passo dopo l'altro. Già portare il sì a casa sarebbe una grandissima cosa, però voglio dire una cosa, io so che le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, ma di tutti i corpi, e gran parte delle persone che lavorano, qualsiasi lavoro facciano, lavorano con la pressione con chi ha la paura della firma, chi invece ha la paura di operare, perché ha a che fare appunto con una magistratura preferita nei confronti di chi indossa la divisa. E questa paura c'è, io penso che pure Antonio Felloni la possa confermare, c'è una paura ad agire in qualsiasi azione, e questo in pratica va a dare carta bianca a chi vuole fare casino, ecco, a chi vuole smontare, vuole sfidare lo Stato all'interno delle carceri. Questo va a portare problemi su problemi, perché voglio anche ricordare una cosa, che o interviene lo Stato a riportare l'ordine, oppure sono gli stessi detenuti che vedono questi soggetti che poi gli fanno la festa, perché prima o poi dalla cella il fenomeno di turno esce per andare all'aria, per andare al passeggio, per fare le attività, per andare in saletta, e là parte insomma il controllo popolare. In quel caso quello che lo Stato non può fare, cioè facendo rispettare le regole, sono gli altri detenuti esausti, esasperati. Chiaramente, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Libertà, il nostro co-conduttore non sta istigando la gente a fare. No, è la realtà. Questo spiega perché avvengono tante liste all'interno delle carceri, perché a volte c'è un'esasperazione anche da parte di altri detenuti, dicono visto che le guardie non fanno niente, lo facciamo noi. E poi si va, che succede poi? Bisogna uscire in ospedale perché poi è una rissa, cioè si fanno male seriamente. Questo guardate, è tutto riportato dagli organi della stampa, che sono tante le risse, si sono moltiplicate negli anni, e quindi tutto questo è il prezzo, insomma, della paura di operare, dell'insicurezza che appunto insita in qualsiasi azione venga fatta per ripristinare l'ordine, appunto per la paura di azioni temerarie da parte, insomma, della magistratura. Io voglio dire solo una cosa: all'estero, partiamo dalla Francia, che è un paese molto simile, o la Spagna socialcomunista, quando la polizia e anche gli agenti di custodia in quel caso intervengono, non esiste che la magistratura, nessuno sta parlando di fare pestaggi o altre cose, però insomma prendere una persona e dire tu devi entrare in cella, devi rispettare l'ordine, ecco, siamo alla base. Non può esserci uno Stato, una comunità nazionale organizzata senza la legge e senza le regole, e le regole vanno a tutelare i più deboli. Questo voglio ricordare.
E quindi insomma io volevo, è importante. Questo referendum è importante davvero, per chi indossa la divisa, quasi tutte le persone che indossano la divisa lo sentono molto, questo referendum qua, e non solo chi indossa la divisa, anche chi è una persona che lavora in tanti ambiti diversi. Abbiamo una magistratura pervasiva che interviene in ogni anfratto, in ogni angolo, poi nelle cose più importanti come lo spaccio, la delinquenza, invece basta uscire per le strade e si vede che chi spaccia spesso e volentieri non viene nemmeno trattenuto, spacci e poi viene rimesso in strada. E questo è una spirale negativa che va a portare a moltiplicare azioni negative che avvelenano la società e che provocano disservizi, esasperazione, dolore a tutta la società. Certo. Vabbè, questi sono ragionamenti appunto razionali, ma tornando al discorso del vostro impegno sindacale, prima Antonio tu parlavi che certe cose, per esempio la sanità è finita a livello di regione, ma ecco, perciò a volte non ci sono manco i finanziamenti. Io mi sono impegnato sindacalmente in altro settore, però ogni tanto avevo la necessità di portare le mie persone, i miei uomini e le mie donne impegnati appunto come nello stesso lavoro che facevo io, quello appunto di commerciante sulla Repubblica, li portavo sotto i palazzi o del comune o del comune di Milano o della regione Lombardia. Io sono andato anche oltre, sono andato anche a Roma, sono arrivato fino a Bari, mi sono un po' mosso un po' dappertutto. Pensare di promuovere delle agitazioni, dei presidi per far capire appunto agli enti preposti che devono alzare il culo e si devono muovere, insomma, perché qua è giusto che il 22 e il 23 marzo la gente alzi il sedere dalle poltrone e vada a fare il suo dovere al referendum, però è anche giusto che appunto se ci sono delle problematiche che dipendono dalla regione anziché dal comune, forse sarebbe il caso anche di cominciare a fare presidi. Mi rendo conto che forse la categoria dei poliziotti penitenziari non è tanto abituata a fare queste scene qua, però forse bisogna, perché se no sono sempre le solite associazioni sindacali che poi appunto se sono serie, se sono appunto come tu dicevi prima Antonio, noi sono 9 anni che facciamo trasmissioni in radio e diciamo sempre la verità, le cose le spieghiamo per filo e per segno. Ci sono anche altri, e non voglio nominare sigle e cose varie, che appunto in pratica stanno lì per fare solamente tessere e basta. Allora, oltre che fare le tessere, però penso che sia anche necessario ogni tanto fare sentire la voce degli associati, di chi paga le tessere. Perché secondo me sarebbe anche un modo appunto per ridare fiducia a queste persone che fanno un lavoro veramente difficile in mezzo a... Mimmo, posso dire una cosa? Prego, anche due. A Monza qualche anno fa fu fatta una manifestazione sotto il Tribunale di Monza e sotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. Fu ricevuta una dichiarazione di tutti i sindacati in maniera unitaria, c'erano tutti, sia confederali che autonomi a manifestare sotto il Tribunale. E la risposta del procuratore fu: ma noi sappiamo quello che avviene, sappiamo che insomma siete in difficoltà, però non possiamo fare niente. Io so che in Costituzione c'è l'obbligo insomma dell'azione giudiziaria da parte del PM. Basterebbe quello che insomma la magistratura facesse il suo lavoro. Se il PM sa che in alcuni carceri c'è una condizione di illegalità, cioè che non si riesce a far rispettare le regole, intervenisse. Mi dispiace dirlo, però la Costituzione parla chiaro. Non è il caso di Vicenza magari, però oggi sono degli istituti come era Prato ad esempio, dove la Procura di Prato ha organizzato e comandato una perquisizione su vasta scala. Ecco, se alcuni procuratori, alcuni PM sanno di questa situazione, intervenissero, è perché l'obbligo dell'azione giudiziaria vale per qualsiasi reato e non solo per alcuni. Io mi riferivo più al discorso che faceva prima Antonio, che la sanità appunto penitenziaria, prima c'era appunto la sanità in galera, era gestita da medici appunto interni al carcere. Adesso tutta la sanità, tutto quello che riguarda la questione sanitaria è gestita dalla regione e appunto mi pare che... Sì, ma io non penso che sia solo quello, c'è anche l'emulazione, magari c'è lo psichiatrico, poi però ci sono i fenomeni che gli vanno dietro
o fanno casino uguale a quello. Sono persone che invece con la testa ci stanno benissimo e sanno benissimo che con le armi spuntate, tra virgolette, cioè con una difficoltà della gestione, con la mancanza di personale in certi istituti, non in tutti, con una mancanza di formazione, con tutta una serie di fattori, possono fare quello che vogliono, perché più sparano in alto e più ottengono. Questo è un problema di sicurezza e organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, bisogna intervenire in merito. Certo è che se ogni anno e mezzo, 2, il capo del DAP cambia, certo è che se dopo 11 anni di governi non eletti da nessuno, è dato prima una linea e poi un'altra, insomma, Antonio conosce l'amministrazione centrale di Roma molto meglio di me. Certo è che secondo me qualche problema della gestione arriva pure da là, perché per molti anni una linea chiara da là non è arrivata, e per tanti anni a Roma sapevano benissimo quello che accadeva in certi istituti e poco è stato fatto. Questa è un'azione di denuncia che abbiamo fatto più volte ed è giusto ricordarlo. Ora speriamo che venga data continuità amministrativa, perché servono anni e anni per dare una linea, dare delle regole, fare un'organizzazione che finora è stata molto carente, insomma ci vuole continuità politica amministrativa, cosa che come ben sapete è mancata, perché si sono susseguiti 6, 7, 8 governi in 11 anni. Anche questo non è uguale in nessun paese d'Europa, e questo va a colpire la gestione dei servizi, e anche il sistema detentivo penitenziario è un servizio, e se non c'è una continuità politica amministrativa diventa problematico fornire un servizio, perché ci vogliono, cioè non bastano 9 mesi, 6 mesi o 3 anni, ci vogliono 15, 20 anni, sono anche troppi, ma almeno una continuità di 10 anni per dare delle linee, per dare un sistema di gestione solido, per dare modus operandi, per dare tanti strumenti che servono in questo caso a gestire una cosa molto difficile, particolare, le persone, perché i detenuti sono persone, non sono macchine, non è che li parcheggi ed è finita là. Penso che la cosa più difficile da gestire siano proprio le persone. In alcune zone non riescono a gestire i rifiuti, ecco, mi lascio immaginare cosa voglia dire gestire delle persone che hanno fatto dei reati. Quindi serve serietà, serve continuità, e in questi anni purtroppo ce n'è stata molto poca di continuità. Antonio, tu che frequenti i paraggi romani, secondo te ci sarà continuità al DAP o potremmo essere lì per vedere avvicendamenti causati anche dall'età avanzata di chi lo fa adesso o meno? No, secondo me ci sarà assolutamente continuità, finalmente, che poi il tutto è sempre legato al governo, no? Quando c'è lo stesso governo, come sta avendo continuità questo governo, io credo che avrà continuità anche il DAP, perché voglio ricordare che negli ultimi anni, sì, è vero quello che diceva Federico, abbiamo cambiato parecchi capi di bastimento, ma era tutto dovuto al fatto che comunque sono cambiati anche tanti governi. Ad oggi con questo governo è cambiato una volta solo il capo DAP, che era all'inizio Giovanni Russo, adesso è stato sostituito da Di Michele, però per altre situazioni, non certamente perché era legata alla questione governo. Detto ciò, Mimmo, io ci tengo a fare alcune precisazioni per quanto concerne poi il discorso dei detenuti psichiatrici e stranieri. Cioè, ci tengo a precisare che i miei discorsi non sono sicuramente legati al fatto di razzismo o altro, ma sono semplicemente discorsi fatti e tenuti a quando tu hai la possibilità di visionare e conoscere poi alcuni dati, no? Sono i dati che arrivano dal territorio. Quindi Antonio Fellone, mettiamo i puntini su lì. In questa trasmissione siamo in 3. Allora, uno è vero che è nato a Vicenza, ma da genitori, uno pugliese e l'altra campana. Io sono nato in Puglia, tu sei nato in Campania, ma che razzismo possiamo fare noi? Vabbè, però spesso possiamo essere strumentalizzati, magari pensano che ma sono in malafede, però. Scriverebbero sul Domani. Ragazzi, non so se avete visto ieri, guarda, mi collego al discorso della malafede, non certamente quella del Debbio, ma chi ha partecipato ieri alla trasmissione su Rete 4, non ricordo il titolo, non so se avete avuto modo di vedere. Fritta, quella che dura fino a tardi.
quella è intervenuta, a parte che hanno fatto intervenire uno spacciatore e lì mi sono venuti i brividi, cioè in Italia è l'unico paese che uno spacciatore invece di stare in carcere in televisione a fare gli interventi televisivi a tutela degli spacciatori e contro le forze di polizia, tutte lì mi è portato veramente lo stomaco, perché dare voce a certe persone significa veramente... Guarda, mi taccio su questo. E poi è intervenuta un'altra ragazza bolognese che diceva che secondo lei tutte le forze di polizia sono corrotte, tutti i poliziotti, carabinieri o altro sono in malafede, che comunque lei qualcuno gli ha risposto scusa vai in procura e vai a denunciare se sai dei fatti, e questa continuava a sputare veleno su tutte le forze di polizia. Quindi questo deve far capire e riflettere il clima che sta vivendo il nostro paese. Quindi di conseguenza tutto ciò che accade all'esterno noi lo viviamo all'interno, ma purtroppo ai noi all'interno è triplicato, perché il passaggio che faceva Federico prima è vero, è molto vero, ed è quello che comunque noi all'interno siamo a mani vuote, i colleghi hanno realmente paura di intervenire, perché se noi viviamo in un paese dove uno spacciatore che invece di stare in carcere e si vantava pure di quello che faceva, invece di stare in carcere stava in una trasmissione televisiva a carattere nazionale, vuol dire che veramente viviamo in un paese di M, lasciatemelo dire, perché non è assolutamente possibile una cosa del genere, o come un'altra che si permette di andare in televisione, un emittente nazionale che continua ad invitare questi personaggi. Io stimo Del Debbio, seguo tanto la sua trasmissione perché lo reputo uno dei migliori giornalisti italiani, se non il migliore, però su questo lo devo criticare perché secondo me, secondo un mio parere, certamente certi personaggi, non bisogna dare voce a certi personaggi, perché veramente ieri era un volto a stomaco. Cioè, sentire uno spacciatore accusare le forze di polizia, uno spacciatore che ha detto lui, non lo sto dicendo io, non so se avete avuto modo di vedere la trasmissione. Io sono rientrato tardi ieri sera da Roma, la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato per rilassarmi ho acceso il televisore e guardavo questa trasmissione, e ieri a mezzanotte c'era il mio stomaco che andava sotto sopra, prima per lo spacciatore e poi per quest'altra lasciamo stare, non la voglio apostrofare perché altrimenti magari mi querela. Fermo là perché abbiamo un ascoltatore in linea, perciò qua la regola è di dare la voce ai nostri ascoltatori. Male, ringrazio l'ascoltatore perché mi ha salvato da una querela. Vai. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sono Paolo da Gorizia e la querela adesso la piglio io, così almeno diamo lavoro alla magistratura. Perché gliene mancasse di lavoro, Allora, volevo dire due cose velocissime per non rubarvi tempo. Allora, io purtroppo non ho visto la trasmissione, la trasmissione, quindi non posso parlare, mi baso su quello che avete detto voi. Sì. Una cosa mi viene in mente: perché una persona si arroga il diritto di insultare una categoria e non può essere insultata? Cioè, io presente in sala le avrei detto forse la corrotta e la delinquente sei tu, e mi sarei pigliato la querela. Ok, giustamente, no? Ma perché lei si arroga il diritto di colpire una categoria di professionisti che non è la categoria colpita, ma ogni singola persona che ci lavora dentro, dalla mattina alla sera? Quindi ha colpito tutti nel cuore. Perché lei può? Punto primo. Punto secondo, i fatti di Rogoredo, so che non siete presi in causa come polizia penitenziaria, però sono colleghi, no? Sì, giusto? Assolutamente sì. Credo Assolutamente che possiamo dirlo. Prego, continua. Paolo, continua pure. I colpevoli, ha isolato i colpevoli e ha dimostrato che è un corpo. Paolo, ogni tanto ci scappa. Investigati, li ha colpiti e ha fatto autopolizia. Ogni tanto ti perdiamo, Paolo, evidentemente sei in una zona... La cortina di ferro forse che dà fastidio un po' a... Paolo, va bene. Grazie dell'intervento. Grazie, Paolo, non Paolo. riusciamo a ricontattarti. In effetti, visto che siamo verso la chiusura, era quello che volevo fare io. Volevo dare la solidarietà al corpo della Polizia di Stato, perché comunque è lo sport, è diventato lo sport dei media di sinistra, TG La 7, il Domani, il Corriere della Sera, Repubblica, chi ne ha più ne metta, che stanno sparando addosso alla polizia da giorni per attaccare il governo.
ed è una cosa squallida. Io devo promettere che a me la Polizia di Stato non sta per niente simpatica, mi fermano in continuazione. E con quella faccia da delinquente che ti ritrovi tu è normale. Quando prendo il treno, quando prendo la macchina, in continuazione. Nel frattempo però passano targhe straniere, cariche di qualsiasi cosa, non li fermano mai. Non mi stanno simpatici, tuttavia hanno fatto un lavoro eccezionale, ed è quello che dice Paolo, è vero, hanno fatto pulizia da loro, hanno fatto un'indagine interna a loro, hanno immediatamente fornito alla procura elementi, in questo caso per fare luce e chiarezza su quello che è accaduto a Rogoredo, e ancora deve essere fatta chiarezza. C'è l'avvocato Porciani, che è l'avvocato di Cinturino, che dice che il colpo è stato deviato. Ecco, venga fatta chiarezza anche quello. Se è vero che il colpo è stato deviato, cambierebbero molte cose. Mi auguro che prima possibile venga fatta la perizia anche su quella. La Polizia di Stato può stare simpatica o no, ma è un corpo sano, fa un lavoro eccezionale, impressionante. Abbiamo questa trasmissione, uno dei papà di questa trasmissione è stato Mauro Guetta, che era sindacalista del SIUP e poi del COISP, un uomo davvero d'oro. E quindi noi, alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, abbiamo sempre dato voce. Dentro uno di questi papà, che ora non c'è più, è volato in cielo, e chissà da lassù quanto sta ridendo ora e quanto vorrebbe fare per difendere i suoi colleghi. Insomma, ha sempre difeso i colleghi dicendo che la polizia democratica, la polizia in mezzo al popolo, la polizia di prevenzione è quello che la Polizia di Stato fa, soprattutto nelle città grandi, nelle metropoli, soprattutto nella più grande piazza di spaccio in Europa, che è quella di Rogoredo, e che l'amministrazione comunale di Milano sembra pure orgogliosa di ospitare. È un lavoro durissimo, difficilissimo, e non si spara a zero. Se sbaglia una persona, può essere un operaio, un medico, nessuno si sognerebbe di dire che tutti i chirurghi sono corrotti dopo quello che è accaduto a Monaldi, a quel povero bambino giù a Napoli. Ecco, non ci dobbiamo sognare nemmeno di dire che tutta la polizia è corrotta se uno ha sbagliato. Quella persona verrà assicurata alla giustizia. Quindi davvero un buon lavoro, un abbraccio a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, perché fanno un lavoro eccezionale, spesso e volentieri davvero con risorse sotto il minimo, con problemi impressionanti, eppure lo fanno. Bisogna portare rispetto. E non è facile lavorare a Milano, Rogoredo, Porto di Mare, Corvetto, che in pratica è un quinto della città di Milano. Vediamo, è il più grande market della droga d'Europa. Così va bene. Che non è solo Rogoredo, perché qua parliamo tutti del parco di Rogoredo, perché il Corvetto è tutta ma anche San Donato e San Giuliano, cioè è un'area immensa, eppure va bene così. Forse nessuno al Tribunale di Milano se ne è accorto della cosa, o pensa che evidentemente va bene così, perché questi, tra cui quello morto, Ibrahim, non mi ricordo cosa, era pluripregiudicato. Forse evidentemente lui doveva stare là insieme ai suoi colleghi a spacciare tranquillamente, invece così era. Ma magari un giorno, se vincessi, qualcuno risponderà di questo. Finora risposta non pervenuta. Milano va avanti così. Un quinto di Milano è il più grande marchio della droga, dove avviene di tutto e dove donne e uomini della polizia a volte ci lasciano anche la pelle per cercare di contrastare il fenomeno. E quindi, appresso a loro, poi dopo arrivate voi, perché quei pochi che vengono assicurati alla giustizia, alle patrie galere, poi dopo ve li ritrovate voi con tutti i vari problemi che vi cascano addosso, perché poi... e intanto continuano a spacciare morte e merda. E continuano a farlo anche in galera comunque, perché continuano a spacciarlo anche dentro. Assolutamente. A rovinare i figli e i giovani di tante famiglie. Se tutto questo è normale, glielo chiedi, un giorno mi piacerebbe chiederlo a qualcuno che lavora in tribunale a Milano. Mi dispiace la vena polemica, ma così è. C'è una responsabilità che è delle istituzioni per quello che accade a Milano. Intanto ribadisco, Milano ospita la più grande piazza di spaccio d'Europa, un quinto della città è così, minimo, ma ci sono anche altre zone dove avviene di tutto. Insomma, e poi se la vanno a prendere con donne e uomini che fanno la guerra, altro che Ucraina, forse pure peggio. Sicuramente, perché la droga ha seminato più morti penso di due guerre Quindi mondiali. Viva la Polizia di Stato, diciamolo, viva la Polizia di Stato, e grazie per il lavoro che queste donne e uomini fanno. Ma è assurdo il fatto che generalizzano in continuazione. A me quello fa arrabbiare tanto e fa incazzare in una maniera esagerata, perché la mela marcia ci può stare, c'è sempre stata ed è stata fortunatamente sempre messa da parte, tirata fuori, no?
per la grandissima professionalità sia della Polizia di Stato, ma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria. Purtroppo ai noi le mele marce esistono ovunque, però vengono sempre comunque tirate fuori. È sbagliato il fatto ripeto, io sono rimasto traumatizzato da quella trasmissione di ieri sera, ma semplicemente perché andava su Rete 4, fosse andata magari in onda sulla 7 o Rai 3, più di tanto mi sarei scandalizzato, ma a parte che io non le guardo, quindi magari fanno anche di peggio. Il discorso è mandare in onda persone veramente pregiudicati o persone che sicuramente quella ragazza sarà stata di qualche centro sociale, quindi ci ama in maniera particolare, andare lì in televisione e buttare tanta merda sulle forze di polizia. Questo per me è estremamente scorretto, sinceramente, l'ho visto veramente come un qualcosa di disgustoso, perché ripeto, come dire, tutti i siciliani sono mafiosi, tutti i campani sono camorristi, tutti i calabresi sono 'ndranghetisti. È sbagliato, perché purtroppo la cattiva gente è presente in Campania, è presente in Sicilia, in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, quindi è il generalizzare che fa estremamente schifo, ma questo lo stiamo vedendo, purtroppo c'è una parte politica che non ci ama, non ci ha mai amato, anzi quando è stato al governo ci ha distrutto, legge Madia Docet, quindi ci sono taglio, no? La legge Madia mi riferiva al taglio dell'organico della polizia penitenziaria, quindi sono tante di quelle cose che ti fanno veramente incazzare, e meno male che poi ci sono tanti colleghi che queste cose non le ascoltano, vanno avanti con il loro lavoro e lo fanno con serietà e professionalità. Poi ripeto, se c'è il cinturino di turno, magari aspettiamo il terzo grado per dire se è colpevole o innocente. Io la vedo in maniera diversa rispetto al capo della polizia, che tra l'altro io stimo tantissimo, perché è stato colui che ha distrutto il clan dei Casalesi in Campania, quindi tanto di rispetto per Pisani, una persona che veramente top, però lui l'ha già dato per colpevole, sicuramente avrà i suoi buoni motivi, io li disconosco, quindi non so, magari se Vittorio Pisani dice che il collega deve essere cacciato immediatamente dalla polizia, avrà sicuramente i suoi buoni motivi. Però ripeto, c'è il cinturino che se ha sbagliato paga, se no è in galera e deve pagare il triplo, no, rispetto agli altri, perché comunque ha tradito la fiducia dei colleghi, la fiducia di tutti gli appartenenti ai corpi di polizia, ha tradito gli italiani e voglio dire, è fuori ogni dubbio che deve pagare per 3. Però ciò non significa che tutta la polizia è corrotta, tutta la polizia penitenziaria sono aguzzini, tutta la Guardia di Finanza chiedono il pizzo o altro. Questo fa veramente schifo, quindi su questo bisognerebbe mettere un punto e cercare comunque sì di denunciare fatti gravi o vedono protagonisti appartenenti alle forze di polizia. Può capitare, è capitato, voglio ricordare i gravissimi fatti della Uno Bianca, però ciò non significa che tutto il corpo di polizia è corrotto, è delinquente o come tutta la polizia penitenziaria sono aguzzini o altro. E su questo che veramente questo che mi arrabbio e mi incazzo in una maniera esagerata. Antonio Fellone, finisci di indignarti. I sacrifici che fanno tutti i colleghi nel quotidiano, nel nostro caso i colleghi della polizia penitenziaria che lavorano in prima linea, perché veramente si spaccano il culo, mi permettete. Antonio, dobbiamo chiudere, passiamo ai saluti. È un argomento che a me fa sangue, mi incazzo. Lo so, però lo faremo nella prossima trasmissione, se no qua Natalia mi dà le mazzate a me, su. Ma io volevo dare delle notizie sul concorso, no? Troppo tardi. Sto scherzando. Andate tutti quanti sulla pagina Facebook di Antonio Fellone, lì trovate di tutto e di più. Signori, ringrazio Antonio Fellone e Federico Lo Sparacazzate per la loro partecipazione a questa trasmissione. Date proprio rapidamente voi i saluti. Fate un press, su. Vai Fede. Per una volta totalmente d'accordo con Antonio anche alla chiusura, quindi bene così. Speriamo che insomma si vada d'accordo non solo sulle brutte notizie ma anche sulle tante buone che ancora devono venire. Il meglio deve ancora venire. Buona serata. Buona serata a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.